È stato un Luca Zaia insolitamente agguerrito, quello visto e sentito alla festa della Lega a Conselve Bassa Padovana, dove era presente l'ormai ex vice premier Matteo Salvini. Da qui alle prossime elezioni aveva chiosato in quell'occasione il governatore della regione Veneto: voglio un popolo pancia a terra, vi aspetto tutti in strada pronti a fare la rivoluzione. Inevitabili i commenti della parte avversa a Zaia, il centro-sinistra. Ormai possiamo già dirci in campagna elettorale per le regionali venete del 2020, dove si cerca un candidato e relative alleanze trasversali, magari sull'esempio romano, anche se i 5 Stelle nostrani per il momento non ci sentono ad allearsi con il PD, un alleato, dicevamo, capace di interrompere l'egemonia dell'attuale presidente della regione Veneto, il cui attuale consenso però lo chiude in una autentica botte di ferro. Sì, probabilmente ha la necessità di correre dietro a Salvini, ma in realtà Salvini dovrebbe spiegare come mai è stato così vile e codardo da non affrontare la manovra finanziaria lasciandoli agli altri, perché in realtà questo è successo. Salvini sa benissimo che non c'è la possibilità di fare la flat tax, che bisogna appunto tenere il passo sull'IVA e quindi anestetizzare l'aumento dell'IVA, e di fronte a questa manovra finanziaria difficilissima, improbabile, lui ha preferito fuggire in maniera molto codarda. E allora penso che le esclamazioni di Zaia, anche qui non si capisce bene se sia Gandiano oppure se sia un Che Guevara ultimo modello, non so se ha cambiato faccia rispetto alle dichiarazioni solite, ma questa della rivoluzione è inaccettabile e chiederemo conto anche in Consiglio regionale di queste affermazioni che ci hanno lasciati non perplessi, molto di più. Dal suo livello istituzionale non può essere assolutamente lui che dice queste cose per aizzare le piazze, è una cosa inguardabile, anche perché ricordo che nessuno ha aizzato le piazze quando maggio 2018 le due forze politiche Lega e Movimento 5 Stelle, che si sono presentate uno contro l'altro a maggio 2018, hanno fatto un accordo. Allora quello non era un accordo di potere e di poltrone, quello che cos'era? Era un accordo per cercare di gestire l'Italia in un certo modo. Allora lì nessuno ha aizzato le piazze, qui invece bisogna aizzarle perché l'accordo in questo caso coinvolge il PD e il Movimento 5 Stelle. Mi sembra veramente uno ragionamento che dal livello politico dice anche, insomma, la povertà delle considerazioni fatte per cercare di salvare il salvabile. Salvini ha sbagliato, pensava che il Parlamento lo seguisse, invece non è successo assolutamente.